alla luce del faro ritrovo per me. Buonasera a tutti, buonasera, c'è una bellissima platea qui questa sera per la quarta edizione del premio letterario Scala dei Turchi Dina Rusiello. Pascal, sono passati 10 giorni dall'evento del premio letterario Scala dei Turchi Dina Rusiello. So che è stata una serata piena di emozioni nella splendida cornice della Villa Romana. Vuole aggiungere qualcosa in merito? Sì, infatti è stata una splendida serata anche quest'anno. Abbiamo avuto scrittori e poeti molto importanti. Premi emergenti. La scrittrice Beatrice Gucciardo per il suo libro Una leggera sottile illusione. Marco Spada per il suo libro Fiumi d'inchiostro tra il Piave e Isonzo. Adesso passiamo ai premi scrittori affermati. Francesco Bellanti per il libro Il quadro di Stalin. Gerlando Cilona per il libro Girgenti Agrigento, ieri, oggi, Capitale della Cultura 2025. Giuseppe Crapanzano per il libro Antonio Vaccaro, avvocato, sindaco, capitano. Enzo Di Natale per il libro Nanà e le luci di Racalmare. Al poeta Alberto Guarnieri Cirami per il libro I versi perduti. Federico Licalzi per il libro Il peso del dubbio. Allo scrittore Salvatore Parlagreco per il libro Eschilo, l'enigma dell'aquila assassina. Al poeta Sebastiano Valfrè per la raccolta Pagine di vita. Oltre ad aver assistito all'esibizione di due ragazzi prodigio, Emanuele Alfieri per la danza e Damiano Tarallo che ci ha fatto ascoltare con il suo sax un estratto della colonna sonora del film Nuovo Cinema Paradiso. Ringrazio le autorità che ci hanno onorato della loro presenza, Sua Eccellenza il Prefetto Dottor Salvatore Caccamo, a cui abbiamo assegnato il premio d'onore, al quale va un ringraziamento di cuore per le belle parole che mi ha indirizzato, e alla sua splendida signora che lo ha accompagnato. Bene, grazie per il calore, per le affettuosità che mi dimostrate in ogni circostanza. Io sono veramente onorato oggi di poter conseguire questo riconoscimento, anche se è un premio onorifico, ma io sono veramente oltremodo onorato di riceverlo, ma nello stesso tempo, ecco, mi inorgoglisce, ma per tanti motivi. Uno, perché mi viene consegnato da Pascal Schembri, che è stato una di quelle persone molto semplici. Ecco, sentivo la semplicità è la caratteristica che secondo me ciascuno di noi deve avere, la semplicità anche nei ruoli che si ricoprono. Pascal, quando l'ho conosciuto, ecco, mi ha dato subito questa sensazione di calore, di affetto, e io immediatamente ho visto da una parte uno chansonnier, però ecco, un grande artista, ma un amico, ma perché lo dico questo? Perché quando mi ha detto che lui era originario di Realmonte, io vi devo confessare che ho un legame con la città di Realmonte. Io in questi luoghi venivo da ragazzino proprio perché la mamma mia era nativa di Realmonte, quindi io ho un legame affettivo che mi lega a questo territorio. E quindi ritornando alla sua domanda, noi siamo qui per il nostro compito è proprio quello di servire il territorio, di stare accanto alle comunità, lei ha detto creare un'unione tra le istituzioni e il cittadino. Penso che il ruolo che noi svolgiamo tutti, io come prefetto, i rappresentanti delle forze di polizia, ma poi tutta la società civile, tutti insieme, ecco, siamo accomunati da questo obiettivo che ci vede lavorare in simbiosi, proprio perché ci teniamo perché il cittadino possa vivere con serenità i propri luoghi, possa
essere scevro, ecco, da quello che veniva riferito anche dal comandante provinciale dei Carabinieri, da tutto ciò che costituisce grigiume in questo territorio. Non appartiene a tante persone della provincia di Agrigento. Qui c'è tanta bellezza, c'è tanta umanità, ci sono tante persone che si vogliono spendere per questo territorio, quindi c'è tanta eccellenza in questo territorio e quindi siamo tutti noi onorati e soprattutto onerati a dover svolgere questo compito di garantire sicurezza, di garantire una serenità nel vivere quotidiano, ma ecco, in modo particolare fare sì che le collettività vedano nelle istituzioni un punto di riferimento. Questo è il nostro compito, cerchiamo di farlo tutti i giorni, lo facciamo in silenzio, lo facciamo senza tanti clamori, però lo facciamo perché ci crediamo in quello che sono i nostri ruoli. Grazie Eccellenza per questa analisi che è certamente di una persona che ha imparato a conoscere il nostro territorio, però dalla quale traspare tanto cuore, me lo consenta, e quindi noi le siamo grati ancora di più per questo. Scusi, posso permettere di chiamare la sua signora su scena? Signora, mi fa questo onore? Scusi, non avevo... Grazie. Una Ecco. splendida e solare signora che troviamo spesso alle manifestazioni. Buonasera, ci rivediamo, capita spesso di incontrarci, la ammiro tanto e quindi siamo onorati questa sera di avere anche lei qui, che è un esponente delle donne, certamente di tutto rispetto, e quindi grazie per aver impreziosito la nostra platea. Grazie, molto gentile, grazie. Grazie da te. Un sentito grazie altresì al colonnello Nicola De Tullio, comandante del Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, al colonnello Gabriele Baron, comandante del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al luogotenente Ditto, comandante della stazione dei Carabinieri di Realmonte, e al maresciallo Raffaella Guerra, al dottore Gilberto Marchese Aragona, vicario di gabinetto dell'assessore regionale dei beni culturali Francesco Paolo Scarpinato, al presidente della Proloco di Grotte, l'ingegnere Filippo Vitello, al cavaliere Paolo Cilona, presidente della Cepasa e patron premio Telamone, al cavaliere Gaetano Maroncio, presidente dell'associazione Ordine Cavallereschi Anioc, al cavaliere di Gran Croce avvocato Gaetano Allotta e tante altre personalità presenti in grande numero. Mi preme ringraziare il direttivo dell'associazione e i soci per l'eccellente lavoro svolto, la commissione di lettura e tutti i collaboratori esterni, l'associazione Fidapa e Ciffi per la loro presenza, tutti gli artisti che hanno partecipato e quelli che hanno ricevuto il premio alla carriera e un premio alla memoria. Gaetano Aronica, Giuseppina Mira, Diego Romano e Enzo Alessi. Quest'anno il premio speciale è stato assegnato al giovane poeta Giuseppe Iatì di Montallegro per il suo libro Se le rose parlassero, un talento scoperto dalla Casa del Libro. Un sentito ringraziamento va al giovane scrittore realmontese Santino Di Mauro, socio attivo della Casa del Libro, premiato l'anno scorso per il suo libro Sotto l'onda del destino, come scrittore emergente. Santino ha contribuito e continua a contribuire in modo significativo a dare lustro all'associazione culturale e a Realmonte, grazie alla vendita di centinaia di copie del suo libro. Il successo è motivo di orgoglio per la nostra comunità e ci auguriamo che continui a scrivere e a condividere la sua passione con noi. Ringrazio il sindaco Alessandro Mallia e l'amministrazione comunale per la grande generosità dimostrata nei confronti della Casa del Libro, per avere concesso la sala consiliare per la conferenza stampa e per gli spazi pubblici per la fissione dei manifesti. E naturalmente tutto il pubblico che mi ha onorato con una folta presenza, i tecnici del video e della diretta streaming, il fotografo, il servizio e il personale della Villa Romana. Infine
all'architetto Roberto Sciaratta, direttore del Parco Archeologico Valle dei Templi, per aver fatto in modo che l'evento del premio letterario Scale dei Turchi di Nerusiello si svolgesse nella splendida cornice della Villa Romana e di aver partecipato con un contributo. La giornalista Margherita Trupiano, che ha condotto la serata con eleganza e professionalità e a sorpresa destinataria anche di un premio alla carriera. E ultimi, ma non gli ultimi, ringrazio i miei familiari che mi hanno sempre sostenuto. Spero di non aver dimenticato nessuno. Arrivederci al prossimo anno, con l'auspicio che possa essere un'edizione ancora più importante e di successo. Grazie. La casa del libro lo aspetta al suo paese, nella piazza a terrazza sopra il mare, sulla scogliera dei turchi e delle imprese, dove da giovane scoprì l'amore, e dei miei libri che resteranno vivi quando quest'uomo avrà chiuso gli occhi, che sono tutti i miei figli adottivi, saranno loro i giorni delle lunghe notti, saranno loro i giorni